Un paese intero piange la morte di Alessandro. Il sindaco di Cison di Valmarino, amica da una vita, era stata con lui fino a poche ore prima della tragedia. Era un amico che tutti volevano avere, una bravissima persona, un bravissimo ragazzo, uno che si dedicava agli altri sempre. Ale, ci dai una mano, Ale, ci sarebbe da spostare, Ale, vorremmo fare una festa, e Ale diceva sempre sì, appoggiava la birra e usciva a vedere cosa c'era da fare. Quella notte drammatica, a chiamare il sindaco, i carabinieri. Sono stata informata durante la notte dai carabinieri e non ci credevo. Non ci credevo perché il contesto in cui è successo non appartiene alla nostra comunità e non apparteneva ad Alessandro. Vicino all'abitazione dei genitori, il bar dove Alessandro andava spesso e dove oggi è difficile parlare. Un grandissimo bravo ragazzo, non l'ho mai visto alzare la voce, non l'ho mai visto mancare di rispetto a nessuno. Cosa posso dire? Dava una mano a tutti, era sempre pronto con tutti, non ci sono parole. Il coro è unanime, chi ha sbagliato deve pagare. La cattiveria di certe persone che è immensa, che spero veramente che vengano puniti come meritano. A pochi passi da dove è avvenuta la tragedia, ancora l'incredulità. Mi è dispiaciuto tantissimo e non ci credo ancora, non ci credo. Non vorrei essere io la sua mamma. Una tragedia immensa. Sì.